Oggi non volevo proprio filmare. Oggi è proprio una giornata, no, però a Giarit, proprio perché sto così, magari posso servire a qualcuno, non lo so, perché pare che poi quando fai i video a YouTube, insomma, ti sembra fa vedere allegra, contenta, sorridente, e purtroppo la vita non è sempre così. Ovviamente oggi non voglio fare un dramma, volessi ne parlare con cuore umano, perché sinceramente ci stanno certe giornate che proprio non va. Scusate se mi tengo lento, ma oggi ho venuto come una fontana e mi sto cercando di passare la coppa. Appena mi riposo un po' con l'occhio magari mi faccio vedere. E siccome quando sto così oggi bisogna sempre mettere qualcosa in bocca, mi sto cercando di mangiare un po' meglio. Allora che mi ho fatto? Mi ho fatto una tazza di latte di soia con caffè, sti cose che sono sfogli grano saraceno per non mangiare il patano sostanzialmente, e mi ho portato un po' di cioccolato a 9. Se mi dite assaggiate che sei buono. Oggi mi ho fatto shampoo per dignità sociale, perché se no mi presentavo innanzi alle telecamere che i capelli non si vanno, quindi infatti sono ancora in buso, sinceramente tengo anche già mi asciuttare, come si asciuttano, io tengo ricci. Fra un poco tempo sicuramente diventano come filo la corrente, ma me ne fotto proprio, perché sinceramente anche i geni oggi mi liscia, di solito mi liscia sempre per farli un po' più sistematici, perché sinceramente i ricci mi ancora un laggio non ho capito in questa vita. O ricci che tengo in capo è come la vita mia, non c'è ancora capito un cazzo. E oggi è unica di giornata che ti sciti e sai che tiene la luna storta, che ti viene a chiamare per qualsiasi cosa, che pensi ma che cazzo, cioè io mi impegno, faccio cose e poi non vedo il risultato, oppure non è vero come speravo. Parliamoci chiaramente, sì, non tieni fiducia e stima tu di te stessa, nessuna te. E questa è un po' una cosa per tutti voi che magari vi sentite male oggi, guardate in due specchi e non sapete come avete a esprimere sentimenti e emozioni, e vi capisco, quindi sappiate che vi capisco, non siete soli, e però avete trovare forza che sta solo qua e che sta qua. Fermate e riuscite faccia e faccia in due specchi e scasso tutte cose. Io già scassato e decide avere 1, 2, 3, 4, 5, pure tutta la giornata se è necessario. Però voglio che voi decidete, perché queste giornate così purtroppo capitano a tutti quanti, a me, so a voi, ma a me capitano abbastanza spesso, specialmente in l'ultimo periodo che sto un po' stressata. E se non imparate voi una mano, non farà nessuno, vi posso garantire. Nessuno vi può dare un consiglio, solo voi avete da trovare forza, avete da trovare un modo, avete da trovare un perché per gli annanzi e per trovare il valore che voi tenete, sicuramente. Onestamente penso che sta un po' meglio, quindi forse mi posso levare sti lento. Ma già fa vedere che castammo. Insomma, questa grande cosa avrei oggi, però secondo me è importante che mi faccia vedere pure così. E sinceramente se ne sono a fanculo quelli che dicono non sei professionale, allora, ma io sono un essere umano, naturale che se sto a fare una lezione non è che mi metto a chiacchiere belle e buone, si capisce, però questo è un canale YouTube e penso che se non faccio vedere pure che persone sono chi, andiamo a nessuna parte. Oggi ho saputo filmare un video, make up tutorial, tengo le capite voi, ma sinceramente oggi è troppo vero che il trucco spesso è terapeutico, ma quando sto in giornata proprio così non ce la faccio. Quando capita una giornata così, questo e Netflix sono l'unica cura. Però fa sempre che le capa fa sentire meglio. Sì, che le capa fa sentire meglio, e gli fa una camminata,
uscite, pigliando pochi aria fresca, oddio, stanno camminando un po' difficile, però si può far sentire meglio ma mangiava una pizza. Beata a voi, uscite e mangiate una pizza. Si può far sentire meglio a chiamare mamma, chiamate a mamma. Che spesso noi pensiamo, sono un po' esagerando, forse non mi ammero. Vanno a fottere. Se voi sentite fare una cosa, facitela perché la vita è una. E sinceramente è pure la cosa più coraggiosa che potete fare, perché se vi rimanete sempre in questa situazione, non vi porta a niente. Se vi lamentate sempre, non vi porta a niente. E voi state a dire oggi, proprio che ha già avuto un momento così, però io so buono, che comincia e che fornisce. Vai taizza. Se ci sta l'aiuto in amico, ancora meglio. Ma ricordatevi che siete solo voi che potete contare con la voi e nessun altro. Comunque un massaggio bello che potete fare poi le vuole un po' di stress è questo. Ma pare una stronzata, però questo mi aiuta assai, mi rilassano pochi muscoli pure la faccia e specialmente se oggi ghignuto da poco, mi sgonfiano poco e mi fa trovare poche pace. Io non penso che tenevo chissà che avrei oggi. Spero sinceramente che sto messaggio vi arrivi. Capisco che questo è un canale trucco, ma come va detto già una volta, è un canale di bellezza e la bellezza è pure questa, la bellezza è interiore, esteriore, è tutto cose che ci sta attorno. E spero che questa cosa mi fa piacere perché cerco di essere sempre al 100% me stessa, o almeno ci provo, perché credetemi non è facile perché spesso non sai manco tu chi sei. E niente, penso che mi metto una nota in lento così faccio il finale in gran bellezza. E questa tazza che dice special for you, bambino un bacio rosso. Pigliatevi la responsabilità per la vostra felicità, perché nessuno sa picchi. Ci vediamo alla prossima, voglio bene.